Quando parliamo di curricolo nella scuola e quindi di insegnamento curricolare, intendiamo tutto ciò che avviene all'interno del piano di studi di un istituto scolastico. Infatti, da quando esiste l'autonomia scolastica, e quindi dal 1999, si parla di curricolo di scuola, intendendo all'interno del curricolo complessivo una parte nazionale che è data dal piano di studi e quindi dalle indicazioni nazionali che hanno a che fare con le materie di studio, con le discipline. Naturalmente staremmo in una dimensione più vasta, più di ambito all'interno della scuola dell'infanzia e poi via via più disciplinare dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Quindi oltre alle materie di studio che sono uguali su tutto il territorio nazionale, abbiamo poi una parte cosiddetta locale, una parte che è decisa dalla scuola stessa o dalla regione. In questo ambito rientrano ad esempio tutte le estensioni dell'offerta formativa in ordine a un potenziamento che può essere di volta in volta di musica piuttosto che di immagine o di arte o di teatro. E qui appunto noi inseriamo il friulano perché è una scelta della regione Friuli Venezia Giulia che rientra nella quota di autonomia del 20%. Quindi parlare di lingua friulana curricolare significa inserire il friulano a pieno titolo all'interno del curricolo del piano di studi della scuola e quindi non relegarlo ad una materia extracurricolare, quindi fatta al di fuori dell'orario di studi, magari come attività pomeridiana. Quindi la lingua friulana è pienamente attività curricolare della scuola.